Rieccoci con X News, l'ospite di questo blocco è Alessio Morosin, capolista al Senato di Indipendenza Veneta. Buonasera Morosin, Buonasera benvenuto. a lei, grazie. Allora, innanzitutto questa campagna elettorale com'è? Insomma, lo chiedevo anche agli altri, per quelli che insomma vengono definiti i partitini non è facile. Come i partitini? I partitini, quelli che i grandi partiti definiscono i partitini, no? Beh, già questo è un errore di premessa di costoro, perché in effetti noi partiamo da due sondaggi, uno del 2012 e uno dell'inizio di quest'anno, sondaggi scientifici che dicono che l'indipendenza veneta sarebbe votata dal 56,7% dei veneti. Il che è un dato estremamente incoraggiante ed è significativo del fatto che trattare un movimento come il nostro come un movimentino, perché non è un partito, semmai un movimentino, è un errore clamoroso, perché questo sondaggio, ripeto, ha già confermato un indirizzo politico, una scelta che è quella dell'indipendenza. Ecco, ma lei è convinto che ci sia sovrapposizione poi tra quelli che sostengono che è una buona idea e quelli che poi votano il movimento che sostiene questo progetto? Questa è una considerazione centrata, probabilmente al momento della scelta può darsi che taluno abbia ancora della prudenza, fatto sta che di fronte all'opportunità di scegliere per l'indipendenza del Veneto e quindi per un futuro, io penso luminoso, migliore certamente di quello attuale, i veneti sicuramente confermerebbero questo sondaggio. Senta, questa campagna elettorale come la state facendo? Ecco, non è facile, no? Soprattutto per i partiti che non hanno finanziamenti, eccetera. Ecco, come vi muovete? Guardi, oggi è il 6 di febbraio. Se lei va in giro per il Veneto, gli unici manifesti attaccati sono quelli di Indipendenza Veneta, quasi dappertutto, e di un altro movimento che è quello di Grillo. Altri partiti che si servono e del finanziamento pubblico per sostenere la loro campagna elettorale e di mezzi certamente che non sono i nostri, li vedo ancora lontani. Probabilmente ci sovrasteranno più avanti, però abbiamo la militanza, che vuol dire la gente che crede, che partecipa, che si attiva per far conoscere un'idea, e questa è la nostra forza. Senta, ecco, una domanda che mi piace fare a questi Sì. a movimenti come il suo, no? Autonomisti che puntano... Per carità, indipendentisti. Indipendentisti, mi scusi, mi perdoni, ecco. Perché c'è l'impossibilità che questi movimenti si compattino e si diano vita a una confederazione, oppure ognuno per sé? Ma diciamo che è anche interessante il fatto che vi siano più iniziative. Noi riteniamo di avere un progetto, di aver già dimostrato in 6 mesi di avere un'energia straordinaria, una visione soprattutto di prospettiva. Lei non dimentica certamente che a giugno abbiamo portato al Presidente Zaia le prime 20.000 firme, al 6 di ottobre ne abbiamo fatto una manifestazione a Venezia con quasi 2.000 persone, abbiamo firmato, altre 30.000 persone hanno firmato per sostenere un progetto, la convocazione del Consiglio regionale, e poi ne abbiamo portate 50.000 a Bruxelles, quasi 50.000, in realtà erano poco più di 45, voglio essere corretto. E quindi c'è un interesse, una potenzialità straordinaria. Io credo che queste elezioni daranno a chi ha avuto un progetto, per rispondere alla sua domanda, e Indipendenza Veneta il progetto lo ha dimostrato nei fatti, dei risultati di soddisfazione. Io penso addirittura clamorosi per certi versi. Lei sa che il 16 febbraio noi andremo nuovamente a Venezia, di fronte alla Basilica della Salute, ormai è diventato il nostro sito di ritrovo, ed è prevista una partecipazione non inferiore a 5.000 persone. E andremo a fare che cosa? Andremo a consegnare nuovamente in Regione il nostro progetto di legge per l'indizione del referendum, perché il nostro obiettivo, anche elettorale, è quello: l'indipendenza del Veneto attraverso il referendum. Ecco, lei Morosin quando è diventato indipendentista? C'è un momento preciso in cui ha detto io divento indipendentista? Ecco, questa è una bella domanda. Diciamo che io sono entrato in politica partendo dalla mia professione per non continuare a lamentarmi, ancora nel 92. Poi mi sono casualmente trovato in Consiglio regionale perché all'epoca ero nella Lega Veneta, hanno utilizzato la mia diciamo, notorietà, ecco, perché nel sociale ero presidente di una cooperativa, una cantina sociale, ero variamente impegnato nel sociale e nella professione, e mi hanno chiesto di presentarmi e mi sono trovato con un grande consenso e quindi in Consiglio regionale. Lo sono stato fin dall'inizio,
Vorrei dire anzi che nel 98 la rottura con l'allora capo della Lega avvenne proprio perché lui si discostò dall'idea del diritto all'autodeterminazione che doveva portare all'indipendenza. E queste non sono parole. Lei controlli i fatti. Il 22 aprile 1998 in Consiglio regionale del Veneto fu approvata la famosa risoluzione 42 da me predisposta, la quale affermava il diritto all'indipendenza del Veneto attraverso lo strumento del referendum per l'autodeterminazione. Quindi non ho nulla da dimostrare, semmai sono stati gli ex amici della Lega, al cui elettorato oggi rivolgiamo un invito e un'attenzione a seguire una strada più contorta, che è stata quella del potere romano, che li ha portati al disastro, alla distruzione. Ahimè, mi dispiace, gli ideali erano buoni, sono stati mal spesi. Oggi, infatti, noi ci rivolgiamo all'elettorato della Lega che è disorientato, che è confuso, che non ha visto realizzato nessuno degli obiettivi, e diciamo: guarda la nostra coerenza, e se mi permette anche la coerenza di Morosin. Non a caso il mio movimento, e li ringrazio, forse non lo meritavo, ma mi ha voluto capolista proprio per questa identificazione della mia storia personale con un percorso, diciamo, di coerenza per l'indipendenza del Veneto, in modo pacifico, in modo democratico, attraverso lo strumento elettorale e la normativa internazionale che, ahimè, purtroppo è poco conosciuta e spesso non se ne parla con consapevolezza, con cognizione, e per questo anche taluno è ancora diffidente. Morosin, mi dice cosa ha scritto nell'agenda del suo movimento, quali sono i punti essenziali, il primo posto, il primo punto, che cosa c'è esattamente? Ecco, noi abbiamo, lei sa, presentando le liste elettorali per questa competizione, si deve anche depositare un programma di governo. Il nostro programma di governo è il più breve di tutti ed era di 6 parole più un segno grafico. Le 6 parole era dichiarazione unilaterale di indipendenza del Veneto. Il segno grafico era punto fermo. Questo è il nostro progetto. Ovviamente la dichiarazione può avvenire, a maggior ragione unilaterale, se noi otteniamo il 50% più un voto dei veneti che andranno a questa tornata elettorale. Il problema, come diceva lei, è che questa competizione con un numero di competitori notevole probabilmente disperderà l'attenzione, ma resta fermo il fatto, ed è la mia convinzione, che sul progetto e sul referendum dell'indipendenza, se riusciamo, e io sono convinto che quest'anno obbligheremo Zaia e il Consiglio regionale a tenerlo, i veneti si esprimeranno largamente in favore. Senta, dopo il voto, secondo lei ci sarà stabilità? Perché è questo che, insomma, chiedono anche i cittadini, la governabilità è essenziale per affrontare i temi salienti del Paese. Credo che purtroppo non ci sarà stabilità se vincono ancora i partiti italiani, almeno qui in Veneto, ma in generale, perché il quadro è preoccupante. C'è una scena elettorale che dimostra qual è l'obiettivo principale dei vari partiti. Tutti mirano semplicemente a occupare il potere, pochissimi trattano dei temi veramente che interessano la gente. Oggi sulla stampa c'erano i dati relativi alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, la prima aumentata del 52% rispetto agli ultimi 12 mesi, la seconda del 97%. Sono cifre balorditive. In prospettiva non vedo nessuno che abbia la bacchetta magica per riordinare la situazione italiana. L'Italia è tecnicamente fallita. L'Italia ha il record del debito pubblico, ha il debito delle imprese che chiudono, ha il record della non giustizia, perché è quella più condannata in Europa, perché diciamo, nei processi è una di quelle che non riesce a soddisfare un'esigenza di un processo rapido e giusto. In sostanza, e mi consenta, lo dico questo con tono sommesso, ha anche il record il Veneto, in questo caso, dei suicidi di Stato, li chiamo io, suicidi determinati dalla incapacità della politica di vedere l'economia in termini più responsabili, di vedere in particolare la fiscalità con un'ottica che premia chi lavora, non che lo punisce, le imprese, le piccole e medie soprattutto del Veneto, ma in genere i lavoratori, perché nel Veneto abbiamo visto si sono tolti la vita ai noi, non solo imprenditori ma anche lavoratori. Dipendenti, È certo. da pensarci molto. L'Italia non è in grado di dare risposte alle esigenze del nostro territorio su queste gravissime tematiche che ho appena così toccato a volo. Senta, per quanto riguarda le tasse, invece ha una ricetta per la riduzione indipendenza veneta?
Ma certo, ed è la risposta forse più semplice alla domanda più impegnativa per gli altri. Già facendo l'indipendenza noi avremmo immediatamente la disponibilità del residuo fiscale. Lei sa che il residuo fiscale sono quei soldi in più che i cittadini veneti pagano a uno Stato che è un dissipatore, ad essere generosi con l'aggettivazione, e che ovviamente sono oltre a tutti quelli, oltre ad aver pagato, a pagare tutti i servizi che lo Stato rende, noi diamo in più, ingiustamente, in un momento di crisi, quindi in modo pregiudizievole anche per qualsiasi possibilità di rimonta e di inversione di rotta, diamo di più allo Stato 4.000 euro all'anno per ogni cittadino veneto, per ogni persona, dopo aver pagato tutte le tasse. Vuol dire che una famiglia di 4 persone, marito, moglie e 2 figli, lascia allo Stato ogni anno, dopo aver pagato le tasse, sottolineo qui, tutti i servizi che lo Stato rende, nessuno escluso, 16.000 euro. Vuol dire che in 10 anni lascia 160.000 euro, quindi vuol dire la casa, sulla quale, tanto per divertirsi o per gioco, lo Stato ci mette anche l'IMU. Siamo al paradosso, alla follia, siamo di fronte alla irresponsabilità totale, al non Stato, o meglio, come dico io, a uno Stato baro, che proprio perché baro, che viola la legalità costituzionale e ordinaria, è uno Stato fallito. E noi dobbiamo, con serenità, senza dire quelle sciocchezze che altri hanno detto nel tempo, Roma ladrona, queste cose qua. No, Italia, ti voglio bene, però per cortesia. Prego. Prego, la pubblicità, tra 2 minuti torniamo. Alessio Morosin, Indipendenza Veneta, è lei il candidato Presidente del Consiglio? No, assolutamente, e comunque in ogni caso, chiariamolo subito, se anche noi dovessimo fare, come probabilmente faremo, un ottimo risultato e avessimo degli eletti, noi non intendiamo andare a Roma, intendiamo soprattutto approfittare di questa occasione elettorale per far conoscere il nostro progetto di indipendenza per il Veneto e poi ovviamente, se otterremo il risultato sperato, di dichiarare anche l'indipendenza, perché no? Se avessimo il 50% più un voto, noi avremmo il titolo giuridico, secondo il diritto internazionale, di fare una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Ecco, quindi lei ha detto, se non ho capito male, che se qualcuno di voi viene eletto non va a Roma. No, non andiamo a Roma. Questo è un impegno con gli elettori, è un impegno con i militanti, sarebbe una contraddizione in termini, un movimento che si chiama Indipendenza Veneta, che mira a ridare sovranità al territorio veneto e quindi a creare una nuova repubblica veneta moderna che pensi di andare a sedere nello Stato italiano. È chiaro che nel passaggio, nella transizione, noi partecipiamo alle elezioni italiane che si tengono in Veneto e ovviamente avremo modo di gestire al meglio questo passaggio. Sicuramente non andremo a Roma. E gli eletti che faranno? Gli eletti probabilmente saranno il primo nucleo costituente del Parlamento veneto, saranno la voce legittima, perché votati, perché appunto eletti, della richiesta di indipendenza del Veneto e quindi avranno un ruolo fondamentale, un ruolo di responsabilità politica e non solo, per dare l'avvio, per spingere questa regione indolente che è là, che non sa da che parte girarsi, che non assume responsabilità, che non fa quello che dovrebbe, per indire questo referendum, per dare la voce alla gente. Perché in fondo noi non chiediamo a questa regione, ai membri del Consiglio regionale, al Presidente Zaia o al Presidente Ruffato di essere degli eroi. Chiediamo semplicemente che rimuovano quegli ostacoli di natura burocratico-amministrativa e, se vogliamo, legislativa, per consentire alla gente di essere chiamata a un referendum consultivo, dove si chiederà: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? E la gente dirà quello che vuole. Secondo, ovviamente, quelle procedure che già nella mozione, nella risoluzione da noi presentata e fatta votare in un consiglio straordinario il 28 di novembre, è stato deciso e deliberato dal Consiglio regionale. Quindi si tratta di dare conseguenza e attuazione a quello che già il Consiglio ha deciso che si può fare. Tornando sempre alla questione appunto degli eletti che non andranno a Roma, quindi si dimetteranno oppure resteranno eletti? No, resteranno eletti, perché è giusto che non... Però non andranno a Roma. Non andranno a Roma e ovviamente non percepiranno personalmente dei compensi. E questi compensi dove andranno a finire? Eventualmente è una cosa che delibererà il movimento e probabilmente o saranno lasciati a Roma, come per esempio è mio auspicio, o comunque altra opzione che sarà discussa,
democraticamente, inviteremo anche le televisioni quando ci sarà questo dibattito, saranno destinati a un conto per tenere il referendum per l'indipendenza veneta. Quindi questo insomma è il progetto. Certo. Senta, a proposito di SKEI, no? Siamo in Veneto, lira o euro? Ecco, l'indipendenza veneta come la vede? Ma diciamo che noi siamo realisti, abbiamo come segretario politico un economista che è stato anche consulente della Banca Mondiale, che è docente universitario, che è Ludovico Pizzati, abbiamo degli esperti al nostro interno che stanno elaborando anche dei pensieri, delle teorie su questo punto. Diciamo che non abbiamo già una scelta preconfezionata, perché sulla materia bisogna essere svegli, scaltri. Diciamo che potremo ancorarci a qualsiasi moneta forte. Al momento c'è l'euro, ma non è detto che sia ripudiato dalla Germania. Qualche osservatore internazionale più acuto sta già dicendo che la Germania prima o poi abbandona l'euro alla sua sorte e tornerà al marco. Sono tutte opinioni che meriterebbero ovviamente approfondimento. Diciamo che noi siamo convinti che potremmo fare una scelta attenta in base alla situazione che emergerà e non esclusa, tra le altre, per esempio, quella di un ritorno a una moneta collegata alla riserva aurea e quindi all'oro. Anche questa potrebbe essere una soluzione. Diciamo che se ne stanno... Ci state pensando, state lavorando... pensando, ma abbiamo soprattutto degli esperti che stanno lavorando su questo versante, quindi stiano tranquilli i veneti che la nostra fantasia, il nostro impegno non mancherà neanche su questo versante. Senta, a proposito di monete, quindi ancora di SKEI, parliamo dei costi della politica, ecco, che tagli avete in mente? Ma guardi, la politica intanto bisognerebbe dare osservanza a quelle che sono state le delibere referendarie dei cittadini. Avevano abolito il finanziamento pubblico ai partiti e questi se lo sono reintrodotto come rimborso elettorale, ma moltiplicato, perché già che c'erano hanno scelto la strada anche più gaudente, più facile, no? E si è visto come è andata a finire tra champagne, Nutella, fuoristrada, diamanti, cose varie, insomma un po' di tutto, una tristezza. Guarda, hai dimenticato il push-up? Lasciamo perdere, non mi faccia così intristire ulteriormente. Ecco, questa è la situazione. Diciamo che va abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Noi, tra l'altro, soffriamo in questa campagna elettorale di questo sistema squilibrato, non democratico, che condiziona il voto, perché abbiamo dei competitori che utilizzano il finanziamento pubblico dei partiti per portare il loro simbolo, il loro progetto, quello che hanno, comunque le loro idee più o meno confuse, più o meno opportuniste, presso le famiglie, attraverso le televisioni, la stampa e quant'altro. Noi non abbiamo questi mezzi, quindi è una campagna elettorale che è anche squilibrata, poco democratica, perché tutti dovrebbero essere, come diceva qualche saggio giurista, al punto di partenza della competizione con le stesse energie. Non può essere che uno gode del finanziamento pubblico e ha lo zaino carico di soldi che gli abbiamo dato noi e si mette a competere con noi di Indipendenza Veneta che abbiamo solo le iscrizioni militanti, e capisce che è una cosa inaccettabile. Comunque i tagli alla politica devono essere, dei costi dei partiti devono essere drastici, questo innanzitutto, ma anche della politica in genere. Si è parlato tanto di revisione della spesa, oggi proprio 22 miliardi di euro in più paga l'Italia all'Unione Europea per essere nel consesso delle nazioni europee. Nessuno, dicasi assolutamente nessuno, per esempio si è posto il problema a livello europeo di tagliare la vergogna della doppia sede del Parlamento a Bruxelles e a Strasburgo. Nessuno. Qualcuno in campagna elettorale, faccio un invito a chi ha voce più autorevole, più importante e più prestigiosa della mia, dica qualcosa su questo punto, come sugli F-35, per dire un'altra spesa che andrebbe tagliata, 20 miliardi di euro per fare... Che cosa? Per comprare aerei che vanno a bombardare, cacciabombardieri. Siamo fuori dalla realtà. Abbiamo degli irresponsabili e d'altronde non è facile accomunarli sotto questa aggettivazione, perché fino a fine novembre, quindi a 2 mesi fa, centrodestra, centrosinistra e Monti, che oggi si fingono di fare la guerra, hanno votato le stesse identiche cose. Ecco, mi pare di capire, Morosini, che ne avete per tutti, quindi insomma siete equidistanti da tutti, non è che magari guardate con più simpatia verso Berlusconi piuttosto che Monti, piuttosto che Bersani. Diciamo che siamo equidistanti da costoro e siamo equivicini ai veneti. Soprattutto ai veneti. Senta, a proposito di veneti, se le danno del contadino veneto lei si offende? Assolutamente no. Diciamo che
la fortuna del Veneto è partita dalle campagne. Io poi sono stato presidente, accennavo prima, di una cooperativa sociale con oltre 1000 soci, quindi ho sempre apprezzato la laboriosità, l'impegno, il senso di responsabilità, la serietà del mondo contadino. C'è solo da imparare dalla nostra gente di campagna. E poi dalle nostre campagne è partita anche l'attività di impresa. Le prime aziende sono partite dalle barchesse di casa, no? delle case di contadini, quindi è solo un elogio dire che Veneto è un mascalzone chi pensa invece di presentarlo come una nota negativa, e questo dimostra che non abbiamo niente in comune con certe persone, ma meglio lasciare. Senta Morosin, lei è un ex leghista, l'ha detto lei stesso prima, no? Ha mai sentito il richiamo delle sirene? Magari qualcuno che l'ha ricercata, ritorna con noi? No? Beh, mi hanno cercato in tanti, a dire la verità, e questa è una ragione di orgoglio, per la mia coerenza. Io non mi considero un ex, ma mi considero un post, perché se c'è qualcuno che ha abbandonato la via maestra, la dritta via, è stata proprio la Lega Veneta in Veneto, che nel 98 aveva l'opportunità di realizzare quello che oggi stiamo cercando di realizzare, ovvero un progetto indipendentista serio. L'ha fatta, si è allontanata per giocare la sua partita, è stata una scelta a Roma. Lei non dimentica che nel 98 tutti gli otto consiglieri regionali, compreso il signor Giampaolo Gobbo, decidemmo che non si poteva seguire le fantasiose, strampalate scelte che stava facendo Bossi, e decidemmo che si doveva prendere una via veneta per il vero federalismo, e avevamo già elaborato un progetto avanzato. E chi ce lo bloccò? Ce lo bloccò Milano, quindi è tempo che il Veneto non abbia più sudditanza nei confronti di Roma e neanche di Milano, come sta accadendo purtroppo in questo momento, e veda una propria strada, con serenità. Un progetto serio di indipendenza non è una cosa di sognatori, di fantasiosi, è che purtroppo, come diciamo noi anche nei nostri incontri, è un diritto, quello all'autodeterminazione per l'indipendenza, che non si conosce, e quindi non lo si può apprezzare finché non lo si è capito che cos'è. La Lega è un'altra cosa, è andata, quindi è la Lega che si è allontanata dalla via maestra. Io sono ancora sulla retta via dell'indipendenza e dell'autodeterminazione. Ecco Morosin, manca proprio un minuto, un'ultima domanda. È stato detto insomma che questa campagna elettorale è il festival delle promesse, ne fanno tutti e di tutti i tipi. Una promessa che lei si sentirebbe di poter fare senza essere smentito dopo? Indipendenza, non ce ne sono altre promesse possibili, tutte le altre sono furberie, è chiaro. L'indipendenza può apparire un obiettivo troppo lontano, troppo alto, in realtà è l'unica soluzione possibile, e veda, su questo progetto noi abbiamo trovato l'adesione anche dell'Unione Europea con José Manuel Barroso, che rispondendo a una nostra lettera e contemporaneamente rispondendo a una interpellanza di un eurodeputato ha detto che l'indipendenza si può esercitare secondo le norme del diritto internazionale. Come noi lo stanno facendo la Catalogna e la Scozia, quindi abbiamo il futuro davanti a noi. La gente deve solo capire che dipende dalla sua scelta, non da altre cose. Grazie ad Alessio Morosin, grazie anche a lei ovviamente, buona campagna elettorale. Grazie E buona serata.